Allora, beh, questa è stata una novità importante, si diceva un po' prima fuori onda, presentata proprio alla fine dell'anno, quindi è un'opportunità ulteriore, bisogna vedere poi come verrà attuata, eccetera. Comunque può essere anche un'occasione per le imprese. Tornando un po' sul discorso della manovra in generale, voi avete lamentato che negli anni passati c'è stato un investimento in opere pubbliche via via sempre decrescente, quindi con questo una perdita da parte vostra anche rilevante in termini numerici. Avevamo in 8 anni investimenti pubblici crollati del 37,7%, persi 122.000 occupati. Rispetto alla media europea le infrastrutture italiane sono almeno 19,5%, questo è un dato che coinvolge sempre il settore, diciamo così, costruzioni. Vogliamo commentarlo un attimo questa situazione? Sì, questo è il dato nudo crudo derivante poi da quelle che sono le ricadute a livello occupazionale, e quando ci sono delle ricadute del genere hanno a che fare poi anche con la capacità di spesa del cittadino, per cui una ulteriore depressione di quello che è il mercato interno, no? Ma detto questo, io amplierei la discussione su questo tema sul fatto che il Veneto ci vede questa chiusura rispetto alle opere pubbliche, vede un rallentamento di quella che è l'infrastrutturazione del Veneto, e vede il Veneto che ha dei gap nei confronti di quelle altre regioni, faccio riferimento alla Lombardia e all'Emilia Romagna, che hanno a che fare con quel grande triangolo industriale che ormai è stato studiato da tutte le università d'Europa sicuramente, ma anche del mondo, che è quel triangolo industriale trainante anche da un punto di vista poi di gettito fiscale per l'Italia, che vede come centro Milano, Venezia e Bologna, e che all'interno di questo triangolo vede il Veneto come la Cenerentola rispetto a quelle che sono le infrastrutturazioni che hanno a che fare col movimento delle persone e delle merci, ma che hanno a che fare anche col trasferimento di dati, perché il Veneto non ha una infrastrutturazione tecnologica che vede il Veneto coperto da banda larga e da banda ultralarga in tutto il suo territorio. Tanto è vero che noi siamo riusciti come Confartigianato a convincere la Regione Veneto a non utilizzare più nella presentazione dei bandi di gara per usufruire dei benefici europei, POR, FESR e comunque qualsiasi altro bando, non utilizzare più il sistema dei click day, proprio perché il Veneto non è nella stessa condizione in tutto il suo territorio, per cui chi magari doveva poi far partire il proprio bando, la propria domanda alla Regione Veneto da territori che non avevano la copertura informatica, venivano penalizzati. Questo per fare un esempio, ma comunque all'interno di questo territorio anche a fine anno adesso è venuta una ulteriore messa a disposizione di dati e con tutte le valutazioni del caso, e si è visto che il Veneto ha una infrastrutturazione che è assolutamente diversa rispetto al resto delle altre due regioni, Lombardia ed Emilia Romagna, e questo poi è fonte anche di alcune performance che via via il Veneto sta perdendo nei confronti degli altri due competitor. Come mai? Beh, come mai? Se lei si mette in macchina a Montebello e deve andare ad Asolo, per cui attraversare la provincia di Vicenza, per esempio, visto che è una provincia che ben conosco, la media è di 17 km all'ora, lei capisce che doversi muovere diventa difficile, per cui tutto ciò che ha a che fare con una valutazione dei costi dell'azienda si ferma con certezza al cancello dell'impresa, e i famosi costi fuori cancello sono incalcolabili. Perché ci mancano le strade che ci servivano 30 anni fa, per cui nei confronti anche del governo, che ha una continua quasi avversione nei confronti di una nuova infrastrutturazione e di opere pubbliche che abbiano a che fare con la costruzione di nuove strade piuttosto che della TAV, piuttosto che di una infrastrutturazione tecnologica, proprio perché derivano da investimenti che lo Stato deve fare. E c'è questa fobia da parte del governo riguardante poi quella che è la corruzione, ci vede estremamente preoccupati, perché noi di queste opere ne avevamo bisogno 30 anni fa e oggi vorremmo vederle in avvio, se non in conclusione, come la Pedemontana. Infatti stavo a chiedere, la situazione della Pedemontana, qual è la vostra posizione al riguardo? La nostra posizione è che la Pedemontana deve assolutamente finire, non fosse altro perché i primi 7 chilometri verranno inaugurati ormai a settimane. Però solo 7.
Solo 7, ma sono nel contesto di un cantiere a macchia di leopardo che sta via via continuando e via via ultimandosi, per cui i primi 7 chilometri verranno inaugurati, ma 7 chilometri non hanno senso se non inseriti in tutto il percorso, no? Però voglio dire, è un'opera che è in via di vedere la fine, voglio dire, della propria fase di costruzione, per cui diventerebbe impensabile fermare la pedemontana, sarebbe un ulteriore oltretutto danno al territorio, perché sicuramente per costruire la pedemontana c'è stato anche un utilizzo di spazi, di terreni, è assolutamente impensabile che questa venga fermata. L'altro tema è la TAV. Non è possibile che all'interno sempre di questo triangolo industriale da Bologna a Milano ci si metta 55 minuti e che da Venezia a Milano ci si metta 2 ore e un quarto, 2 ore e 20, e capisce bene che ha a che fare anche con l'attrattività del territorio, per cui questi dati che ci sono stati dati a fine anno e che hanno a che fare anche con la fuga di cervelli, come viene chiamata, per cui i ragazzi migliori che escono dall'università e che preferiscono andare a lavorare a Bologna piuttosto che a Milano anziché rimanere nel Veneto, probabilmente ha a che fare anche con l'attrattività del territorio, delle difficoltà a muoversi, a difficoltà a far muovere il proprio lavoro sulle fonti informatiche. Quindi secondo lei adesso nello stato attuale è più attrattiva una Lombardia sostanzialmente? Ma anche l'Emilia Romagna, non solo la Lombardia, perché l'Emilia Romagna è servita da infrastrutture assolutamente importanti che danno la possibilità di muoversi. Perché per chi non è del settore, per chi non, appunto, non muove si muove su certe logiche, parlando con tante persone, risulta difficile comprendere il perché della TAV, il perché della pedemontana, il perché del corridoio 5, insomma tutte queste grandi opere infrastrutturali chi non è addetto ai lavori non le comprende. Lei dice invece sono fondamentali per la nostra economia, per reggere l'economia. Beh, vede, se questo triangolo industriale è quello che sta sostenendo da un punto di vista economico tutta l'Italia, dicevamo prima che l'Italia è contributore netto nei confronti dell'Europa, questo territorio è contributore netto nei confronti dell'Italia, ha a che fare con una energia derivante dal pensiero e dall'attività degli imprenditori di questo territorio. Beh, questi imprenditori di questo territorio deve essere messo nelle condizioni di continuare a competere, perché vorrebbe rimanere leader. E le opere infrastrutturali sono indispensabili? Sono assolutamente indispensabili, proprio per il fatto che tutte queste merci e queste persone si devono muovere, e si devono muovere in maniera al pari con gli altri territori, altrimenti ne ha a che fare la competitività. Però parliamo sempre di merci su gomma. Ma anche no, con la TAV e con l'alta capacità sarebbe stato sì, anche non solo, ma per esempio ancora una volta noi siamo assolutamente interessati anche alla fine della galleria del Brennero, perché migliorerebbe ancora una volta i trasferimenti delle nostre merci, e qui quello ha a che fare soltanto con, in quella galleria si viaggerà soltanto su ferro. Per cui ha a che fare con una situazione ambientale che andrebbe migliorata, perché ci sarebbero meno ore di merci sui camion e con dei percorsi molto più veloci e con minor tempo per il trasferimento di queste merci. Pensare di bloccare quell'opera che è già stata fatta per quasi 3/4 nel territorio italiano e che ormai sta arrivando alla fine del territorio italiano, e vede invece l'Austria in ritardo, e probabilmente potrebbe anche succedere che l'Austria venga a chiedere all'Italia di fare l'Italia la parte che manca per l'Austria, perché questo è anche una delle situazioni che abbiamo letto e che abbiamo sentito proprio come ipotesi a fine anno. Beh, fermarla credo sarebbe assolutamente una follia, per cui anche questa è fonte di preoccupazione rispetto a ciò che il ministro Toninelli continua a raccontare. Per la portualità, visto che comunque noi abbiamo una portualità importante? Ecco, anche qui ha a che fare ancora una volta con alcune situazioni che non devono essere viste, no? La portualità, il trasporto su gomma, dovrebbero essere tutte insieme. Dovrebbero essere tutte integrate, il trasporto delle persone dovrebbe essere tutte integrate. Noi abbiamo la Regione Veneto che ha tutta la sua parte che guarda il mare Adriatico, dove ci sono dei porti assolutamente importanti e che dovrebbero essere messi con degli investimenti altrettanto importanti in interconnessione tra di loro, ossia ciò che il porto può produrre rispetto a poi quello che è il movimento su terra, quello che è poi il movimento anche delle persone rispetto agli aeroporti e rispetto agli porti, dovrebbe essere tutto integrato con uno studio, una progettualità e una soluzione ai problemi che non veda le parti messe in maniera singola, ma
messa all'interno di un grande progetto della logistica interconnessa che dia la possibilità veramente di essere molto più efficaci nello spostamento sia delle merci sia delle persone. Questo non c'è allo stato attuale? Che non c'è allo stato attuale. E quindi bisognerebbe agire anche su questo versante, Assolutamente che non è, si trascura tanto, non se ne parla molto, se no quando ci sono problemi invece risulta determinante. Allora andiamo in pubblicità qualche secondo, poi andiamo direttamente a bomba alla manovra, tra poco.